Elezioni comunali di Venezia, da consigliere di minoranza a candidato sindaco di Venezia è Stefano Zecchi, filosofo e scrittore. Lo sostiene il Partito dei Veneti, si è presentato a Mestre. Propone uno statuto speciale, non però solo per la città d'acqua, ma per Laguna e Terraferma insieme. Vediamo il servizio. È tempo per Venezia di un altro sindaco filosofo, cioè lei? Insomma, non sono io a deciderlo. La filosofia ha portato Stefano Zecchi all'insegnamento universitario a Padova, a Milano. La politica in consiglio comunale nella sua Venezia, 9 anni all'opposizione durante le amministrazioni Costa e Orsolini. Da candidato sindaco con le sigle autonomiste raccolte nel Partito dei Veneti, rilancia l'idea di statuto speciale per la città tutta intera e sempre meno città, schiacciata su un turismo che è risorsa, certo, ma così com'è stravolge spazi abitabili e attività economiche. È l'idea di una fiscalità autonoma della città, come ce l'ha Berlino, Amburgo, Vienna, una trentina di città europee, come lo sta incominciando a chiedere Milano. Non una legge speciale. La legge speciale ha messo dei soldi in tasche sbagliate. La fiscalità agevolata di uno statuto speciale potrebbe attrarre residenti, ricerca, imprese diversificate, tutelerebbe l'artigianato, i servizi. Insieme la città antica, le isole, Mestre, Marghera avrebbero il potenziale di New York. Servono, dice Zecchi, umiltà, ottimismo, coraggio di affrontare il nodo barche a motore, qualità dell'aria, di fare un porto esterno per le crociere, regolamentare i flussi di visitatori. Zecchi è presidente dell'Accademia di Scienza della Bellezza. Cosa ha imbruttito di più Venezia? Un tradimento, risponde il filosofo. Legato a qualcosa di molto più profondo della concretezza materiale, ed è il tradimento della bellezza.